Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Prealpina in apertura alla morte di Papa Francesco. I suoi messaggi a favore della pace e per l'aiuto per i poveri, i commenti dei fedeli e dei laici in piazza davanti alla Basilica di San Vittore, nel cuore di Varese. Vediamo i servizi di Pasquale Martinoli, le immagini sono di Stefano Benvenu. Piazza San Vittore, la Basilica di San Vittore, oggi all'indomani della morte del Papa tante persone entrano per rivolgere una preghiera ricordando il Santo Padre. Abbiamo ascoltato alcuni commenti. È stato molto utile contro la guerra che sta avvenendo adesso in Ucraina e questa cosa per me è stata utile, cioè è stata bello come messaggio. Io sono un laico, però la persona di Papa Francesco mi ha sempre dato dei contributi, delle idee moderne. Il principale messaggio, quello che le è piaciuto di più. La semplicità e la vicinanza alla gente, proprio come Gesù. Mi è sempre piaciuto come persona, come pensiero, come modo di agire, l'umiltà che ha sempre dimostrato verso i più deboli. Ci lascia un testamento, ma un testamento che va verso le persone semplici, verso le persone umili, e lui l'ha dimostrato proprio giornalmente. Tu immagina quando mandò il suo segretario ad accendere la luce a persone che se la passavano veramente male. Ha sempre parlato contro la guerra, era per i poveri, si è dato veramente modo di fare. La cosa secondo me ancora più bella è il fatto che abbia innovato la Chiesa. Ci voleva qualcuno che riuscisse a innovare un po' la Chiesa. Un imprenditore della provincia di Varese, accusato di essere responsabile di una frode milionaria, ha patteggiato 1 anno e mezzo di reclusione, pena sospesa. Vediamo il servizio di Luca Spriano. False fatturazioni, IVA evasa per 3 milioni e mezzo tra il 2017 e il 2020. Un imprenditore della provincia di Varese di 56 anni ha patteggiato 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale della pena. Ha potuto farlo dopo aver saldato il debito tributario pagando allo Stato 4 milioni e 200 mila euro. Dopo la denuncia per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e per emissione di fatture false, era arrivato il rinvio a giudizio. Ad avviare le indagini erano state 2 verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti di altrettante aziende facenti parte di un gruppo societario leader in Lombardia ed Emilia-Romagna nella commercializzazione di materiale elettrico, gruppo riconducibile all'imprenditore della provincia di Varese, legale rappresentante di entrambe le imprese. E oggi a Gallarate l'ultimo saluto a Carlo Senaldi, ex deputato della DC, gremita la Basilica, il servizio di Annalisa Colombo con le immagini di Angelo Puricelli. In tanti, nel pomeriggio di martedì 22 aprile, hanno voluto dare l'ultimo saluto a Carlo Senaldi. Nella Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, oltre ai familiari e dagli amici più stretti, erano presenti anche gli esponenti dell'amministrazione comunale e di quel mondo politico di cui Senaldi è stato un attore principale a Gallarate e non solo. Senaldi è morto nella notte di sabato 19 aprile all'ospedale di Busto Arsizio, all'età di 84 anni, stroncato da un male che l'ha portato via nel giro di pochi mesi. Come ricordano i figli Claudio, Marina e Guido, Senaldi è stato un papà affettuoso, pronto ad aiutare sempre, indipendentemente dalla fede o dal colore politico. La nipote Maia, figlia di Marina, lo saluta ricordando tutti quei bei momenti vissuti insieme. Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore del programma televisivo Report alla Sala Liceum di Varese per presentare il suo libro La Scelta. Ranucci ha parlato anche del processo in corso proprio a Varese, dove è accusato di diffamazione nei confronti del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ascoltiamolo nell'intervista di Andrea Giacometti. Le immagini sono di Angelo Puricelli. Noi pensiamo di aver fatto il nostro lavoro. A me, nonostante le 196 tra querele e richieste di risarcimento danni, non mi è mai passato per la mente di pensare o accusare i magistrati. Io credo che il Paese abbia bisogno di magistrati bravi, liberi, indipendenti, perché bisogna lasciare alla magistratura il ruolo di un potere che hanno e deve essere lasciato in grande libertà. Ci sono gli strumenti per poterci difendere, ma all'interno della legge stessa.
E ora andiamo a Legnano, dove la città si prepara al Palio. Questa mattina a Palazzo Malinverni è stato presentato il programma dell'edizione 2025. Ascoltiamo nell'intervista di Elena Casero al vicepresidente della Fondazione Palio, Luca Roveda. Le immagini sono di Loris Marini. Siamo con Luca Roveda, vicepresidente della Fondazione Palio. Quali saranno i punti di forza e le novità di questo Palio 2025? Dunque, i punti di forza del Palio sono all'interno dello stesso Palio, il Palio stesso, la tradizione e il consolidamento di quello che Fondazione Palio sta facendo da 3 anni. Quest'anno abbiamo la novità della nuova scenografia, veramente importante. L'abbiamo studiata, abbiamo pensato con i nostri partner a qualcosa che possa richiamare la storicità dell'evento, quindi dove usciranno i cavalli, dove saranno i capitani, vedremo questa scenografia teatrale davvero imponente e importante. E ora torniamo a Varese. Negli ultimi anni è stata protagonista di tantissime fotografie pubblicate sui social. Ora una delle 2 betulle che si trovano in vetta al Monte Chiusarella, sopra la rasa di Varese, è morta. Ci racconta tutto Marco Croci. Quelle 2 betulle solitarie nel tempo sono diventate una sorta di simbolo del Monte Chiusarella. Negli ultimi anni, infatti, in tanti hanno scelto i 2 alberi, fino a qualche tempo fa uniti da una lunga striscia di bandierine tibetane, come location per fotografie da pubblicare su Instagram. Una sorta di cornice naturale con la pianura e i laghi sullo sfondo che in breve tempo è diventata iconica sui social. Ora purtroppo una delle 2 betulle è morta, già da qualche tempo non versava in buone condizioni di salute e adesso con l'arrivo della primavera il confronto con la gemella è impietoso. L'una è già coperta da una fitta chioma di foglie verdi, l'altra del tutto spoglia, con rami secchi che stanno cadendo al suolo. Insomma, quella cornice di legno bianco sta perdendo un pezzo, ma anche questo fa parte del corso della natura e il fascino della Chiusarella, tra le montagne piumate dai varesini, resta comunque immutato. E veniamo allo sport, o meglio al calcio, Serie C. Venerdì 25 aprile è l'ultima giornata della stagione. La Pro Patria giocherà sicuramente il play-off, ma resta da decidere la posizione nella classifica finale. Ascoltiamo Luca Spriano, le immagini sono di Domenico Ghiotto. La Pro Patria rincorre l'obiettivo salvezza con uno spiraglio per migliorare l'attuale terzultimo posto e quindi la posizione nella griglia play-out, che può restare aperto soltanto in caso di vittoria nell'ultima giornata, venerdì, sul campo della Pergolettese. Una sconfitta della Triestina, che sta 2 punti più su, in casa col Novara, renderebbe possibile il sorpasso sugli alabardati e il balzo al quartultimo posto. E se dovesse perdere anche la Pro Vercelli, che sta 3 punti sopra la Pro Patria e che ospiterà il Renate, ecco che la squadra di Cagnato chiuderebbe addirittura quintultima e a quel punto il play-out sarebbe col Caldiero penultimo, con la possibilità di salvarsi in caso di parità nel doppio confronto post-season. Combinazione di risultati non semplice ma neppure impossibile. Prima di tutto, comunque, serve che la Pro Patria vinca a Crema. E ora la parola al collega Angelo Perna per qualche anticipazione delle notizie che troverete domani sulla Prealpina in edicola e sui supporti digitali. Grazie Luigi. Sulla Prealpina di domani diamo ampio spazio ai ricordi e ai messaggi di Papa Francesco. Pasquale Martinori ha intervistato i varesini che si sono riuniti in preghiera nella Basilica di San Vittore, mentre Enrico Forte ci presenta il suo reportage direttamente da Piazza San Pietro a Roma e Paolo Grosso raccoglie la testimonianza di Roberto Formigoni sul suo rapporto con il Pontefice. A Varese è arrivato Sigfrido Ranucci per presentare il suo ultimo libro. Per noi lo ha sentito Andrea Giacometti. Caso Beco. Intervengono i sindacati dopo l'accordo raggiunto a Roma. Femminicidio di Samarate, domani ci sarà il funerale di Teresa Stabile. A Busto Arsizio intanto si registra un'altra aggressione in carcere, è stata denunciata dai sindacati della polizia penitenziaria. Quindi per lo sport, focus sul basket, ritorna il sereno in casa Open Job Metis. Giuseppe Sciascia fa il punto. Grazie Angelo, per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il TG di Prealpina torna domani alle 19. Da parte della redazione i migliori auguri per una buona serata.